accesi spenti, stupidi e speciali, due consonanti perse in tre vocali. Son loro che ci aiutano a non sentirci soli, perciò sono importanti e li chiamiamo amori. Amori sotto un grande cielo o chiusi in una stanza, gli amori in cui è persa la speranza, gli amori con le spalle al muro o quando dici Dio ci pensa, gli amori dove non sei sicuro, a cui non dai importanza. Ma quanti amori, quali amori, con il coraggio e la paura di volersi bene. Amori fragili che vanno via, quelli in cui soffri solamente tu e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Quanti amori, troppi amori, amori ormai scoppiati che non sanno stare insieme, amori al limite della follia, quelli che trovi e che non lasci più, gli amori a pezzi da gettare via. Immagina due mondi solitari, sospesi tra le stelle in mezzo ai mari. A volte si avvicinano per non sentirsi soli, per questo sono grandi e li chiamiamo amori. Ma quanti amori, quali amori, con il coraggio e la paura di volersi bene, amori fragili che vanno via, quelli in cui soffri solamente tu e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Quanti amori, troppi amori, amori appena nati con la voglia di restare insieme, amori al limite della follia, quelli che trovi e che non lasci più, gli amori a pezzi da gettare via. Quanti amori, quali amori, amori al limite della pazzia, quelli che cerchi e che non lasci più, gli amori a pezzi da gettare via. Gli amori sono quasi tutti uguali, la differenza adesso falla tu. Buonasera, buonasera e benvenuti in casa Peiretti, ciao amici, siamo arrivati alla terzultima puntata di questa stagione di casa Peiretti, terzultima oggi, come quando vai in ferie, no? E conti i giorni che mancano, invece faccio il contrario, mi dispiace i giorni che mancano alle ferie, oggi, domani e venerdì, vabbè, ma togliamo questo velo di tristezza.
godetevi questa sera, domani è venerdì, ditelo in giro cosa siamo. 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi, richieste, fotografie, saluti ad Enrico Beiretti. E questa sera baciami piccina sulla bocca piccolina, Valentina Bracca. Ciao Vale. Ciao Enrico, eccomi qua. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Enrico, buonasera agli amici a casa, ciao. Come stas? Molto bene, sono qua, io invece conto i giorni alle ferie, ma le mie ferie saranno ancora molto lontane perché la mia estate in musica è davvero ricca Ho visto di che hai una tournée che neanche Sì. i Pooh del 91 ne avevano sono esagerato. una tournée simile. Cosa vuoi cantare? Allora, oggi siccome ho letto sui social che è la giornata dell'amicizia, Sì, vero. lo so che non l'abbiamo provata, ma mi piacerebbe quella canzone di Laura Pausini, quella che dice un amico è così. Anni 90 Esatto, proprio, cioè andiamo la indietro. mia prima cassettina di Laura. Andiamo indietro di 30 anni, La forse cantiamo di più. insieme, di più. Vediamo un po', Fabrizio, di che anno è Laura Pausini? Secondo un me amico è così. 93-94. 93-94. Forse Adesso anche o prima. Fabrizio o Giuliano, che sono lì davanti al PC, riescono a svelare questo mistero. E La quindi facciamo, Beiretti? molto, ma molto volentieri. Facile allontanarsi, sai, se come te anche lui ha i suoi guai. Ma qua
Ci vediamo domani, grazie a tutti. No, è appena iniziato, sono le 20:13, siamo in diretta. Però dopo un pezzo così, ragazzi, che spettacolo! Pensa, che Pairetti, spettacolo! che io Dica. il pezzo finale di questa canzone non lo sapevo. Sai perché? Perché avevo la cassetta pirata. E non c'era quel pezzo. Amici, non si fa. Avevo 3 anni. Hai comprato la cassettina pirata? Avevo la cassetta pirata e non arrivava fino alla fine, si bloccava. Magari era da 96 l'originale, a 80 minuti finiva così. Esatto. Bella questa cosa. Comunque 1994 Laura Pausini. Adesso andiamo a cantarci un bel pezzo, diamo un po' di ritmo perché arriva un brano particolare di una storia, di una storia di un amante che vede la sua compagna esclusivamente di notte. Però ci sono notti che non sta con lei e quindi la notte diventa un problema. È una canzone particolare. Ce n'è 100.000 con lo stesso tema, però. Cantate con noi! Se di giorno non ti penso, so che poi ritornerai, come ogni notte a tormentare la mia mente e i sogni miei. Se di giorno splende il sole, so che poi ritornerò, come ogni notte a naufragare, nei ricordi annegherò. Se
Mi sono accorto adesso che ho fatto questa base che forse 2 o 3 accordi li ho sbagliati, ma l'ho fatta stamattina presto. Poi abbiamo lavorato tantissimo con Rete 7 per cambiare tutte le impostazioni di casa Peiretti, ma proprio tutte, per cercare di non frizzarci più. Anche perché tutte le volte che ti frizzi, io non lo so, ma facciamo mentre parliamo o mentre cantiamo delle facce pazzesche. Cioè, non è che ci beccano bene, sempre brutti. O così con la Sempre bocca brutti. aperta quindi anche in cose ragazzi, che non stiamo facendo. Esatto, combinazione siamo già brutti lì. Pazzesco. A proposito che al 348 80 40 254 sì, fotografie, sì, saluti, ma anche richieste. Sì. È arrivato un po' di tempo fa una richiesta. Mi sono innamorato ma di tuo marito, ok? Il cristiano nazionale. È il nostro cristiano, non è quello lì del calcio, ma è quello che canta. No, è Malgioglio che ci segue tutte le sere, salutiamo. Sì, ciao Cristiano, ciao. E quindi dalla voce di Valentina Branca, un brano di Cristiano Malgioglio, Mi sono innamorato ma di tuo marito. Al buio lui mi accarezza, dimmi chi sei, ma non parlo. Poi mi bacio e poi mi amo, mi risvegliai accanto a lui e mi sono innamorato ma di tuo marito e non quel suo amico che pensavo io. E mi sono innamorato ma di tuo marito, segui sempre il cuore e non sbaglierai. Che bravo sei, stanotte tu ti sento mio sempre di più. Disse così, non saprà mai che bevi un po' e non sbagliai. E mi sono innamorato ma di tuo marito e non quel suo amico che pensavo io. E mi sono innamorato ma di tuo marito, segui sempre il cuore e non sbaglierai. E fu così, fu quello lì, l'errore che lo portò a me e l'infedeltà ci avvicinò, ma in vita mia non scorderò. E mi sono innamorato ma di tuo marito e non quel suo amico che pensavo io. E mi sono innamorato ma di tuo marito, segui sempre il cuore e non sbaglierai. E mi sono innamorato. Un genio comunque. Che A bella me cravatta. piace. Che bella cravatta che hai messo su, Pere. Ma l'ho trovata là sotto la polvere. Carino. Bene, anzi direi benissimo. Beh, era una loro richiesta, una È loro sempre idea. bella questa canzone, ma sì, è simpatica, poi- dai. Credo che ha scritto tantissime canzoni Cristiano
toccando tutti i temi, ed è riuscito a scriverle in un modo molto serio. Ci sono testi di Certo. Malgioglio profondi e poi spensierati, ma quella spensieratezza con un velo di poesia, Sì. insomma, anche tipo un gelato al cioccolato, cioè ragazzi. Diciamo che la versione originale di questa canzone è in portoghese, poi al ritornello. Ma sempre sua, però. Esatto, al ritornello in italiano. Questa è una versione italiana, comunque hai ragione, scherza su un tema particolare esatto. in modo elegante. Esatto. E questo brano dove lo mettiamo? Mina e Celentano, Specchi riflessi. Poi la tolgo, Non puoi ferirmi più, adesso che non sei più dentro ai sogni miei. Non puoi. Amica mia, ritorni, se vuoi, sbarrando i limiti, non senza inibizioni, che sciolgo ormai. Io e te, come siamo andati d'accordo, non so più. Noi due specchi incontro riflessi ma lontani, in un gioco di intermittenze e di vuoti strani, sospesi in aria allo stesso piano, come due palloni di gas con uno spillo in mezzo, e tenuti in volo da un lento, costante lento, che ad un primo cambio diverso li scoppi così da un lato. La miseria. E che volume che... Oh! Ma abbassami in cuffia. E sta urlando. Oh! Io non vorrei che tu gettassi ancora idee con fiumi di parole per noi. E non direi che sia difficile così con me, ma lo sarebbe certo se fossi qui. Tutti con noi, tutti! Io e te, ma che tempo abbiamo lasciato, non so più. Noi due oasi in un deserto di allegria, con di tanto in tanto miraggi di poesia, presi dal vento allo stesso modo, con la sabbia che dalle dune ci viene incontro, e dall'acqua limpida e chiara rapisce il posto. Noi un gusto perso nel tempo, un odore che poi con l'aria se ne va. E vabbè, allora è un vizio. È un vizio. Ma girati di là, perché mi urli nell'orecchio qui. Para che cosa? Para però cosa? Ma che cosa? È finito o c'è ancora un pezzo? È finito. È finita.
Se vuoi te ne faccio ancora un pezzo. No, parapapero, va bene così. È finita la canzone, è finito anche il primo tempo. Noi ci vediamo tra 2 minuti e mezzo circa. Mi raccomando, non cambiate canale. E se non l'avete ancora fatto, noi siamo qui anche per andare a leggere nel terzo tempo i vostri messaggi. Però ne devono arrivare, eh? Ma ne devono arrivare? Ma certo che ne devono arrivare. Pubblicità. Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te. Di questo tempo in due solo fotografie, e così lontani noi pensiamo ancora a noi. Ricordo ancora quel giorno del primo bacio a Napoli. Ma non è giusto pensarti stasera, il tuo cuore ha già un battito nuovo. Parla male di me senza alcuna pietà, anche se tutto questo lo sa il male che fa. Poi che siamo stati a letto per un giorno intero, e la paura di quel temporale come ci stringeva, le nostre liti sui capelli e gli occhi, immaginando un figlio. Tu disegnavi pure il suo profilo e poi strappavi il foglio. Non digli mai di com'è stato bello quella notte al mare, dietro una barca aspettavamo stretti che arrivasse il sole. Di quella volta per un tuo ritardo ci tremava il cuore, quel falso allarme ci teneva uniti senza far l'amore. Non digli mai, spegni il fuoco che brucia dentro te e nascondi quegli occhi rossi se pensi a me. Ma se lui ti stringe le mani, respira più forte dicendo che l'ami, la sua vita è più bella da quando ci sei. Gli fai male se un giorno parlando di noi hai una lacrima ancora per me. Non digli mai che il vostro non è amore, è sesso senza cuore, che ti fa male se ti vuol baciare lì vicino al mare, che tu fingendo a volte ti sorridi ma trattieni il pianto, se in quel momento per le vie del cuore ti sto camminando. Nemmeno io ti voglio dire amore come sto soffrendo, di quante volte penso in piena notte, parlo singhiozzando. Mi faccio male quando i tuoi ricordi voglio cancellare, chiuso nel cuore porterò per sempre questo grande amore. Io t'amerò minuto per minuto tutta la mia vita. Siamo lontani ma la nostra storia non è mai finita. Non è mai, 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 non è mai finita.
Grazie amici a casa, grazie, anche perché Bella, è un'altra di molto bella. quelle il problema è che faccio le basi il giorno prima, le provo 4-5 volte beh, certo. e poi sono un po' diverse dall'originale, Sì, molto belle. però voglio farle subito perché voglio capire Bella, questa, bella, bella. questa nuova tecnologia di creare, no? Che bello, È che belli, ma meraviglia. ragazzi, è fantastico. meraviglia. E adesso andiamo, ci scateniamo di nuovo un po'. Sì, dai. La mia branca suona il rock. E andiamo a casa Piretti. La mia banda suonerà e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che speranza è una musica che pazienza. È come un treno che passa con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suonerà per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. E non svegliatevi, o non ancora, e non fermateci, no, per favore no. E la mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza, e ci vedrete in crinolini come brutte ballerine. Ci vedrete danzare come giovani zanzare. Ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'ha fatta e la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Viaggia senza passaporto e lui dietro col fiato corto, e lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non svegliatevi, o non ancora, e non fermateci, no, per favore no, no. E la mia banda suonerò ed è un'eterna partenza. Viaggia per onde medie, modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che speranza è una musica che pazienza. È come un treno che passa con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suonerà per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. E non svegliatevi, o non ancora, e non fermateci, no, per favore no. E non svegliatevi, o non ancora, e non fermateci, no, per favore no. La mia branca canta rock, brava BR, bravissima, Grazie, Piretti. brava. E adesso sono le 20:39, io direi facciamo ancora un piccolo brano o cosa vuoi fare regia? Ma poi chiediamo a Fabrizio. Chiediamo alla regia. Fabrizio, il nostro regista di questa sera, che in molti hanno conosciuto ieri a Barge. Siamo stati protagonisti della cena in bianco, c'erano 1850 persone. Meraviglioso. Un applauso a tutta la Proloco, la città di Barge, complimenti. Fai come vuoi, 20:40, pubblicità e poi torniamo in onda con un brano molto bello di Mina, Buttalo via, da non perdere. Pubblicità.
Bentornati in quest'ultima parte di Casa Peretti, sono le 20:43. Ricordo che domani sera qui con me l'uomo dal Papillon d'Oro, ma senza papillon perché fa caldo. Ci sarà Claudio Jackie Music insieme ad Elena. Chissà cosa faremo fare a questa povera ragazza che ogni volta che viene o le faccio fare a Valletta o la giusto. presentatrice sul ring. Vabbè, però qualcosa Giusto. ci inventeremo. Volevi dire qualcosa Volevo su dire questo sì. brano? È un brano scritto da Gabbani per la grande voce di Mina ed è un brano che racconta un po' come è difficile dire addio, lasciare andare, buttare via delle situazioni che non ci rendono più felici. È molto complicato e cerca di raccontarlo in questa canzone. Bisogna avere molto, una molto forza bello. incredibile a volte per chiudere una porta. O come Esatto. dice qualcuno, chiudi una porta, si apre un portone, sì, ma chi lo sa? a me si è sempre aperto in faccia il portone. No, quindi no. Piretti, no! Buttalo via! Adesso che è impossibile che scivolino tutte via le abitudini che tracciano una scia sul tuo vivere instabile che punti fermi non ha sopra un'altalena che ora mena e poi ti bacerà. È inutile intuire già il cambio di andamento, sei la parte buona e credere sia migliore il sapore di quello che ancora non c'è. Ti basta un soffio di vita chiuso in mano, pronto da gettare lontano per sempre dovunque tu sia. Stringilo ancora e curalo per ora, fino a quando senti che è giunto il momento di buttarlo via. Buttalo via, 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 buttalo via, 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 e sopra un'altalena che ora mena e poi ti bacerà. È inutile intuire già il cambio di andamento, se la parte buona credere sia migliore il sapore di quello che ancora non c'è. Ti basta un soffio di vita chiuso in mano, pronto da gettare lontano per sempre dovunque tu sia. Stringilo ancora e curalo per ora, fino a quando senti che è giunto il momento di buttarlo via. Buttalo via, 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 buttalo via, 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 fino a quando senti che è giunto il momento di buttarlo via. Buttalo via, 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 buttalo via, Che grande canzone, che spettacolo, amici a casa, wow. E adesso andiamo a leggere tutti, ma proprio tutti i messaggi arrivati fino a qui. Vai regia, vediamo un po' se riesco anche a trovare la base. Non me la so preparata per i messaggi, ma tu leggi, Branco. Saluti da
Amber, vi seguiamo tutte le sere con i nostri bimbi Gabriel e Aurora. Ciao da Alex e Veronica. Ciao, un salutone anche a Amber, a tutti voi e a Gabriel e Aurora. Ciao, ma che ragazzi. bello! Ci fa la Amber, lingua, Amber. Ma che bello! Per il super mitico bomber, amico fratello del cuore, Enrico Peiretti. Buongiorno e buon mercoledì, ti voglio bene. Moschettiere cavaliere nero. Ciao, Fausto da Sante, un poeta Fausto. È il Batman. Provincia di Torino. È lui. L'altra volta mi ha chiamato Batman, oggi Anche io. Moschettiere cavaliere Anche nero. io, Fausto, voglio un nome. Anche tu, adesso io sono moschettiere, io sono Portos, tu Io Aramis o Aramis, vabbè. Complimenti per la trasmissione, siete tutti carini. Mi piacerebbe sentire la canzone Il mondo è mio di Gigi D'Alessio in duetto con Martina Richard, grazie Giuseppina da Nicolino. Non ci sono puntate in programma adesso con Martina, vediamo quando torneremo a settembre, se il destino lo vorrà ti metteremo in programma questa canzone. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, complimenti per la serata di ieri sera, buona serata ad Antonio Piniceri Rivalta, grazie Antonio. Ciao Antonio. Ieri per la prima o la seconda volta in ormai 5 anni abbiamo registrato una puntata al pomeriggio, l'abbiamo mandata alla sera per non lasciarli a bocca asciutta. Benissimo, Quindi meraviglioso. bravissimi. Bravissimi Enrico e Alessio, che belle canzoni. A proposito ragazzi che si amano, vorremmo fare tantissimi auguri di buon viaggio di nozze a Matteo e Cristina che si sono sposati sabato. Auguri Titti e Giovanni. Auguri Titti e ragazzi. Giovanni. Molti messaggi che mandiamo stasera sono comunque arrivati quelli di ieri per insomma, bella questa cosa. Ciao Titti, ciao Giovanni, grazie, anche se non eravamo in diretta ci hanno scritto lo stesso. Enrico, la gioia di ogni pre-serata. Alfonsina e Germano, sempre con te, grazie. Bravissimi ragazzi, sono fedelissimi Ma da anni che ormai. bello, che un bacione bello. grande. Con la mole laggiù in fondo. Ciao Enrico, bentornato dal tuo amico Andrea di Borgo Manero. Ciao Andrea, grazie mille. Buona serata a tutti voi. Ciao Enrico e ciao Valentina, sempre al top. Un saluto da Minox e Vizio. Ciao Minox, ciao Vizio. Ciao ragazzi. Secondo me sono pronti per fare qualcosa di bello, vestiti sì. uguali o una serata o un videoclip o qualcosa di simile. Ogni sera c'è sempre bella musica. Grazie Dani, noi ce la mettiamo sempre tutta. Grazie Dani. Ciao Valentina e ciao Enrico e buone vacanze da Noa, nonna Titti e nonno Giovanni. Ciao, grazie. Guarda Noa che begli occhiali. Oh, Sei che bellissimo. bello. Ma voglio anch'io quegli occhiali lì. Te li compro io. State veramente bene. Ciao Alessia, ciao Enrico, messaggio di ieri, sempre bravi come al solito, un abbraccio e buon divertimento. Massimo da Venaria, grazie Massimo, grazie. Ciao Massimo, un saluto a tutti gli amici di Venaria. Grazie davvero. È sempre un piacere stare in vostra compagnia, il nostro amico Guarda Fabio. che bella foto che ci ha fatto Fabio. Fabio, mandami questa foto che mi piace, che siamo belli tutti e due. Fabio De Bricarasio. Beh, tu molto bella, tu sei venuta veramente bene. Ma anche tu sei impegnato io sono nel un brano. po', sono un po' troppo impegnato. Un po' troppo. Ah, questa è bella. Scusa Enrico, mi canti Alexander di Milva? Bellissima questa canzone. È un brano, la sai? Sì, che la allora, so. nella prossima stagione prenotiamo già Valentina Branca a inizio settembre per Alexander Che Milva. bella. Perché è un messaggio già arrivato 4-5 puntate fa, amici. sono andato ad ascoltarmela. Brano bellissimo, però ci va un po'. È stato scritto da Battiato. È un Io brano ci scritto metto un da po' a impararlo, ma se lo sa Sì, la Branca, sì, te sì. lo fa lei inizio settembre. Buon inizio di canzoni. Ciao, da Elena. Ciao, Elena, ti ciao, vogliamo bene. Ciao, Ciao. Elena. Ciao bella, ciao. Grazie per la compagnia che mi fate, siete mitici. La vita, le bella, l'avete già fatta. Settimana scorsa non vi ho seguito. Grazie a CS Saronno CT Zalvan. Allora, l'abbiamo fatta con tanto di dedica, la puoi trovare sul nostro canale YouTube dove ci sono tutte le puntate di Casa Piretti. Metti anche un mi piace, iscriviti al canale così sei aggiornato su tutti gli eventi, ok? Ogni puntata arriva lì verso mezzanotte circa, a volte prima, a volte dopo, comunque arriva. Ciao Casa Piretti, serata favolosa, non potevamo chiedere di meglio. Pizza, compagnia e buona musica di Casa Piretti. A proposito, qual è la pizza che ti piace di più, Enrico? Un saluto da Pino, Piera, Marcella, Patrizio, Giovanni e Villafranca. Allora, ultimamente la mia pizza preferita, quella che prendo sempre, e voglio fare un saluto, un abbraccio perché mi stanno guardando alla pizzeria I Topi, Sì. quindi facciamo un saluto perché probabilmente sta lavorando e non mi sente. Carmelo, te sto a salutare, Carmelo, che poi mi dice non lo saluto mai. Carmelo sarà lì che impasta. Portaci una pizza adesso che usciamo. È il Carmelo. minimo. Potremmo anche andare a mangiare una pizza. In stasera. effetti. Allora, la mia pizza è Sentiamo. attenzione, Siete pronti? metà Oddio. gorgomele e salamino piccante. Poi adesso non mangio più Insieme. carne dopo, però sì, mezza gorgomele e salamino piccante. Povere me. Dall'altra parte, ok, diavola
praticamente una sorta di diavola però con cipolle caramellate, No. e ogni tanto tolgo il salamino piccante da tutti e due i lati e faccio aggiungere del tonno ovunque. Oh, Ogni ma volta no. che parlo con Carmelo e mi vede una cosa così, mi fa: Enrico, anche stasera, ma come fai? Assolutamente no. Buona, provate amici a casa, provate. Continuiamo con i messaggi, Faccio vai. tanti saluti a Enrico e a Valentina. Ciao da Elena. Ciao Elena, grazie per i saluti. Buonasera Enrico, buonasera Valentina, buon mercoledì. Potresti cantare E penso a te, una vera poesia in musica di Battisti? Grazie, ti seguo praticamente sempre. Marco da Intra. Allora Marco, facciamo così, visto che mi segui praticamente sempre, io te la canto domani sera, va bene? Con tanto di dedica, ok? Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, anche questa sera siamo con voi. Un bacio a Valentina, ci vediamo domenica da Claudio e Giusy. Ciao ragazzi, un bacione a Claudio, il tecnico audio più bravo del Piemonte, il sassofonista, il clarinettista più bravo del Piemonte, e a Giusy. E salutiamo Un bacione tutti grande. Braida. Ciao, Braida, ciao vi Braida, voglio ciao. bene. Buona musica e una grande estate fatta di tante emozioni. Ciao Enrico, bellissimo testo di Toto Cutugno e l'hai fatta bene. Ti volevo chiedere se mi canti Io per lei in onore di Livio dei Camaleonti. Benvenuta alla grande Valentina, un saluto Massimo da Veneria. Beh, abbiamo fatto ieri un brano, Che bello. non abbiamo fatto Io per lei. È un brano per me un po' complicato, non la so benissimo, quindi ieri abbiamo fatto Cuore di vetro, se non sbaglio, sì, proprio in onore di questo grande artista che ieri pomeriggio ci ha lasciato. Quindi carissimi saluti a Enrico e Valentina da noi due, da Toto Flash e Nadia di Torre Pellice. Ieri non ho potuto seguire la diretta, ma ieri non eravamo in diretta. Non so se tu Enrico hai cantato il brano richiesto, Tu e Dio di Lucio Battisti. No, come ti ho scritto, mi hai mandato questo messaggio una settimana fa, è un brano che devo imparare, mi sono messo lì ad agosto con una playlist di tutti i brani che non so, e a settembre li farò per voi, e c'è anche il tuo. Voce da dea, quella di Valentina, dagli amici di Villafranca. Ciao Grazie Villafranca! amici di Villafranca. Mua, un Grazie, bacione. grazie mille. Villafranca. Che bella questa canzone, non l'avevo mai sentita. Brava Valentina, bravo Enrico, una vera amicizia. Antonia da Torino. Eh sì. Grazie Antonio, un bacione grazie. a te. Grazie davvero. Grigliata a casa Peiretti top. E Giovanni da Alessandro. Fosse Sì, pure sì. fosse pure ma grigliata e casa. Peiretti. Vuol dire che loro stanno facendo la Esatto. grigliata e noi stiamo qua a cantare. Alessandria è troppo lontano, ragazzi. Cioè, ma non potete mangiare ste cose e dircelo. Non ci arriviamo, Non non ce ci lo arriviamo. dite. Non ci... Vai. Ha ragione Valentina, le cassette pirata sono piene di pausini. Una volta ne presi una a cui mancava completamente un lato. Anche io. Per illudermi che non mi avessero fregato, mettevo sempre lo stesso, ma capovolgevo il mangiare. Livio, anch'io, ne ho 4-5 così. Grazie Livio! Grazie! Ciao Enrico, come stai? Mi chiamo Anna Chiara. Potresti cantare il mio canto libero di Lucio Battisti? Grazie. Va bene Anna Chiara, sei in ascolto domani sera. Se non hai impegni, metti sul 13 dalle 20 alle 21 e arriverà il secondo brano di Battisti. Quindi abbiamo E pensa a te, il mio canto libero, e domani sera un grande inizio, direi. Ciao Enrico Peiretti, ho sentito che vai in vacanza e quando ricomincia a casa Peiretti, ciao Valentina Branca, ti trovo molto bene. Hai perso qualche chilo e a cantare sei sempre più brava. Ciao Mario da Carmagnola. Hai visto Mario? Che gnocca che sto diventando. Oh, lo puoi dire, ma puoi dirlo forte. Ritorneremo il 1° settembre per voi. Ciao Enrico, ciao Vale, bravi. Casa Peretti è proprio bella. No, è una bella realtà. Chi cambia canale è proprio un badola. Niente da fare. Hai poco da fare. Ciao da Roby75. Ciao Roby. Hashtag metti sul 13. Caro Hashtag, Roby75, è proprio vero. È una bella realtà e noi che la viviamo qui dentro, ragazzi, vi assicuriamo che è proprio così. È casa mia e casa vostra. Sì, sì. Valentina, nel tuo tour estivo passi nel Cebano? Un bacione da Daniele Luca. Vicino a Cevano forse. Cebano Cebano si dice. Guarda, io con la geografia non sono molto Ceva brava. è praticamente... Cercami, sì, so dove Ceva, ma non so i paesi intorno. Quindi cercami sui social, mandami un messaggio privato su Instagram o su Messenger e io ti mando tutto il calendario perché non mi ricordo. Un tuo ritardo, quella canzone parlava forse di un sospetto patatrack, Marco D'Intra? Sì, quella lì non dirgli mai. Per quella volta per un tuo ritardo ci tremava il cuore. Chi non è successo nella vita? Chi non è successo nella vita? Bravissimi, ciao Maddalena! Ciao Maddalena, un bacione grande. Grazie Maddalena. Ragazzi, siamo praticamente alla fine di questa bellissima aspetta che puntata. ce n'è un altro bello, questo mi piace. Vai. Ciao Enrico e Valentina, bentornata. Volevo chiederti se puoi farmi sentire un altro amore, no? Della Cuccarini, Sanremo 95, oppure una di Iva Zanicchi, Enrico da Collegno, viva Casa Peiretti, sempre vi voglio bene.
Anche noi ti vogliamo tanto bene, tanto. Grazie Enrico, un bacione grande a te. Regia, mi hai mandato un messaggio, non so se devo leggerlo o no. Mi aiuti? Saluti da Villafranca Piemonte, né? Ma c'è tutta Villafranca questa sera all'ascolto, che bello! Vediamo un po'. Ah, il Cebano, cos'è il Cebano che abbiamo letto Sentiamo, prima? La comunità montana Alto Tanaro Cebano Monregalese era una delle 6 comunità montane della provincia di Cuneo. Storia, che bello quando... Sicuramente in un paese vicino, da quelle parti ci sarò. Che Quindi bello quando... scrivetemi in privato, io ve lo dico. Mi raccomando. Va bene. Che bello quando diciamo anche qualcosa di cultura. Culturale. Signori, buonasera, che figo con la cravatta. Bellissimi brani stasera in onda. Valentina, ci streghi ogni volta che ti ascoltiamo, ma con Enrico i nostri pensieri svaniscono. Un grazie per le serate che dedichi a noi tutti. Un abbraccio dai Peirettini. Bettetino! Ciao ragazzi. Ciao, Un bacione grazie. grande. La comunità montana Alto Tanano Cebano. È andato via. Questo è arrivato, l'ho letto in anticipo io, quindi va bene. Ragazzi, è stata una serata pazzesca. Io voglio augurare buone vacanze, ma soprattutto una una grande tournée a Valentina Branca, insieme mille. non solo ai Braida, ma anche insieme quel ragazzo, a a Cristian Valletto, Valletto. Ciao da Asia, Oscar, Barbara e Ste, siete top. Grazie amici, grazie Fabrizio, ci vediamo domani per la penultima puntata della stagione 2025 di Casa Peiretti. Ragazzi, che ansia, però questa sera è stato davvero bello. Grazie a Valentina Branca, Fabrizio in regia, ci vediamo domani per una puntata, grazie!